Mezzitelli sono nato in Aiace, sono nato a Remonte, il mio commissario era brigadiere, ci rinegava là. Andiamo a pigliare l'acqua a Vestia Vuntana, dopo andiamo a pescare, ma c'era il porto Tino Rossi. Andiamo a pescare a Siracusa, a Miminana a guardare la terrazza in su, e quando a mezzanotte, un'ultima entriamo anche il pesce, c'era tutta la famiglia che veniva, a chi inventava il pesce, era là dentro sul palazzo, una famiglia, tutto il mondo era insieme. Ho chiuso quando ho cominciato ad andare al liceo. Con tutti i miei amici partivamo la mattina a 7 ore, giorniamo al liceo, a mezzogiorno arrivavamo e a 2 ore regolari mi fanno così. Ho scambiato perché la vita non era più la stessa. Andare a scuola a Remonte o a Castelluccio, noi chiamiamo a Castelluccio, e dopo, quando ho cominciato ad andare al liceo a 10 anni e mezzo, qui è tutto scambiato. Perché i giovani innanzi hanno un rispetto più che a dei vecchi. Guarda, certi là, non un paese di noi, c'è nulla a dire, ma a certi luoghi non va passa. C'è mica un rispetto di vecchi per rapporto ai giovani. La storia della corsa è stata bella. Guarda, una storia, per me è stata la stessa cosa. J'espère que tout le monde arrive vite, pas una corsa che sarà sempre bene. Bon, adesso è più bella perché c'è un modernismo che viene, tutte queste cose che si vaccinano, perché non c'è la gente, non è mica tutto, ma guarda, c'è ancora troppo. D'ailleurs, tutto il mondo ha detto, venite in corsa, tutto il mondo è qui per sapere se c'è qualcosa, la gente viene, l'aiuto. La corsa è sempre così. A rivalità un po', a pensare a pace da tutti i luoghi. A Villanova c'è nulla da dire, gioventù sono tutti i giorni, hanno tutti le case, sono giorni che lavorano, che lo continuano così.